Oggi si celebra Sant'Eusebio. Il nome Eusebio viene dal greco e significa pio religioso. Oggi è la giornata degli uomini. Il 2 agosto di ogni anno, in Italia e non solo, cade questa speciale ricorrenza che però non in molti conoscono. In Italia la ricorrenza del 2 agosto è molto sentita nelle aree territoriali dell'arco alpino, soprattutto a Monte Prato di Nimis, in provincia di Udine, dove ogni anno giungono migliaia di visitatori. Nella festa del paese, proprio come si faceva nel mondo antico, si svolge una sfilata per le vie cittadine e partecipare pare sia di buon auspicio per la fertilità. L'ordigno a tempo era in una valigia abbandonata su un tavolino della sala d'attesa della stazione di Bologna, affollata di gente. Alle 10:25 di quel 2 agosto 1980 un'esplosione devastante provocò 85 morti e 200 feriti. Parliamo del più grave atto terroristico avvenuto in Italia nel secondo dopoguerra, uno degli ultimi della strategia della tensione. Come esecutori materiali furono individuati dalla magistratura alcuni militanti di estrema destra. Sfido chiunque a non aver immaginato almeno una volta da bambino di passare sotto un arcobaleno. L'arcobaleno però non è altro che un fenomeno fisico che dipende dall'angolo con cui la luce colpisce le goccioline dell'acqua presenti nell'atmosfera. Dipende inoltre dall'angolo con cui noi stessi vediamo questo fenomeno, quindi avvicinandoci sempre di più non faremmo altro che far variare il nostro punto di vista, vedendo svanire l'arcobaleno davanti a noi. Buon fine settimana ai 12. Oggi è Marte il protagonista della ruota zodiacale che con i suoi aspetti, a volte un po' ambigui, fa il bello e il cattivo tempo nello zodiaco. Vediamo come. Ariete. Per voi Marte, importantissimo il vostro pianeta, si oppone ai gradi zodiacali vostri che ospitano Saturno e Nettuno, creando un po' di tensione. Ma ci sono ottimi recuperi nel cielo dati da Urano, da Plutone, che convincono Marte a fare una rivoluzione positiva e che abbia dei vantaggi soprattutto in termini lavorativi in cui le sfide non si fanno sicuramente attendere. Toro, per voi la musica è decisamente cambiata ora che Venere è in un segno congeniale, anche se la bella Venere se la deve vedere con il rigorismo saturniano, le confusioni di Nettuno e un Marte che ancora si ostina a rimanere in quadratura. Per questo ancora avete paura di fare passi falsi, riflettete bene e comunque le stelle, con la vicinanza anche di Giove, vi dicono che il sogno che state perseguendo può essere realizzato. Gemelli, Urano nei vostri gradi è oramai il vostro unico ospite, per cui è un pianeta un po' da interpretare, è congeniale a voi, siete segni d'aria, è Urano un uragano di idee che si connette peraltro a Saturno e a Plutone, quindi creatività e lavoro, anche a Nettuno, facendovi desiderare fughe e accendendo in voi una voglia di stravaganze non comuni. Ora che il cielo è più sgombro, potete divertirvi. Cancro, Venere oggi nei vostri gradi compie un bel po' di quadrature sia a Saturno e a Nettuno da un lato che a Marte dall'altro e tenderebbe un po' a mettere in crisi le scelte lavorative perché hanno un po' creato tensione nell'ambito familiare e o amoroso. Cercate quindi di trovare un equilibrio tra queste due tendenze, non bisogna fare pagare al partner le scelte fatte. Leone, la vostra giornata oggi vede il Sole decisamente a tu per tu con Plutone. Un po' di misteriosità, come peraltro hanno accennato le stelle negli scorsi giorni. La vicinanza di Mercurio al Sole vi dice che forse oggi sarete abili a captare qualche bugia. Vergine, Marte nei vostri gradi sta letteralmente furoreggiando, visto che fa
una serie di aspetti molto importanti che investono un po' tutta la ruota zodiacale. Ebbene, anche se tenta di comunicare col territorio dell'Ariete a lui molto lontano, Saturno e Nettuno stanno preparando un vero e proprio exploit per voi. Probabilmente alcuni di voi decideranno di cambiare un lavoro per un altro, abbandoneranno una strada improduttiva per darsi a qualcosa di più costruttivo e remunerativo. Bilancia. La tensione degli astri si fa sentire un po' anche per voi. Saturno e Nettuno e Marte, che tra poco entrerà nei vostri gradi, portano con sé venti di tensione e di cambiamento. Anche se vi ostinate a voler lasciare le cose come stanno, gli astri vi suggeriscono che sarebbe opportuno cambiare un po' l'impostazione delle cose. Scorpione, la luna oggi nei vostri gradi è decisamente più calma e fa pace con Venere e con Giove e con le ambizioni dell'amore, un po' meno però con una serie di cose che stanno più nella percezione di se stessi, nell'esistenziale. La luna quadra infatti con il sole. Forse il modo di vedere le cose che dovreste cambiare, cari Scorpione. Sagittario, per voi il cielo è abbastanza sgombro e Urano vi stuzzica e vi pizzica, vuole farvi cambiare qualcosa, vuole farvi fare un colpo di testa. E beh, il cielo è congeniale, per cui perché no? Forza, del resto siete anche il segno del coraggio. Capricorno, per voi Venere si comincia veramente a essere complicata, perché dalla sua opposizione comincia a mettere in discussione tutta una serie di certezze in amore. La Luna di contro trova sempre lo spunto per essere abbastanza provocatoria e le emozioni oggi le governerete meno. Questo non è da voi, riprendetevi voi stessi, cari Capricorno. Acquario, la giornata di oggi prevede una luna in quadratura, ma anche il Sole e Mercurio in opposizione. È un periodo molto stressante, anche perché Saturno e Nettuno, Urano e Marte vi chiedono di dare il massimo al lavoro, e lo farete, anche perché voi, da bravo cuore d'inverno, non amate troppo i sollazzi estivi, quindi sarete i lavoratori più efficienti dello zodiaco quest'estate. Pesci, per voi oggi il cielo è abbastanza sgombro e Luna e Venere promettono bene in amore. La confusione del cielo e la complessità di tutto il reticolato degli aspetti che formano gli altri pianeti oggi vi interessa veramente molto poco e siete beati nel vostro mondo. Era dai tempi di Felice Gimondi, 33 anni prima, che un italiano non vinceva il Tour de France, la corsa ciclistica a tappe più prestigiosa. Ci riuscì Marco Pantani il 2 agosto del 1998, dopo un grande duello con il tedesco Jan Ullrich. Poi però per il pirata arrivò lo scandalo del doping. Oggi vi parlo di un proverbio che sicuramente conoscete. A caval donato non si guarda in bocca. Ma sapete che in inglese si dice allo stesso modo? Don't look a gift horse in the mouth. Perché la bocca del cavallo è così importante in questo caso? Vi racconto la storia. In passato l'età del cavallo era un fattore cruciale per il suo valore e si poteva capire guardando all'interno della sua bocca. Ma come si traduce questo detto nella vita di tutti i giorni? Significa non fare troppe domande o analisi su un dono o un favore ricevuto. Ci troviamo nell'Europa della Belle Époque e c'è una donna che fa girare la testa a tutti, la marchesa Luisa Casati. Questa donna è davvero unica, è eccentrica, ama indossare abiti bianchi e neri decorati con perle e portare con sé 2 levrieri bianchi al guinzaglio. Il suo trucco mette in risalto gli occhi con la matita nera e sbianca il viso con la cipria. Ma Luisa organizza anche sedute spiritiche e adora passeggiare a Venezia nuda, tenendo al guinzaglio un leopardo con un collare di diamanti. Tutto questo glamour però ha un costo e Luisa alla fine della sua vita finisce in povertà. Ci salutiamo con la frase del giorno. Tutti nasciamo felici. Lungo la strada la vita si sporca, ma possiamo pulirla.
ed è necessario riuscire a ritagliare ogni giorno un po' di tempo per pulire la nostra vita dai pensieri superflui. Voi intanto continuate a seguirci domani per iniziare insieme un nuovo giorno con tante curiosità ed un pizzico di buon umore. Io vi aspetto qui. Buona giornata dalla vostra Martina.